In gioco ci sono 25 miliardi di euro, quelli destinati al Veneto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il rischio che possano far gola a realtà illegali è alto. Su 6.000 imprese edili nate ex novo nei 2 anni di pandemia, ben 150 sono risultate avere precedenti per associazione a delinquere. A dirlo il comandante della Guardia di Finanza del Veneto, il generale Giovanni Mainolfi, alla sottoscrizione del protocollo per la garanzia della legalità con la Regione Veneto proprio dell'impiego dei fondi del PNRR. È uno strumento che serve a far sì che le risorse che saranno versate, gli oltre 20 miliardi che saranno impiegati in questa regione, vengano impiegati proficuamente e costituiscono veramente un investimento, perché abbiamo la responsabilità morale di far sì che queste risorse realizzino quello che è l'obiettivo del PNRR, cioè una ripresa e un rilancio della società del futuro. Un protocollo che si avvale di un applicativo definito PRICE, già operativo da 2 anni, in grado di incrociare dati e far emergere criticità. Un sistema che ha una funzione preventiva e predittiva. PRICE fa un lavoro straordinario, nel senso che trasforma i dati che sono nelle miriade di banche dati, in Italia ce ne abbiamo circa 160, e non solo, perché PRICE getta un occhio anche su una banca dati straniera che si chiama Orbis, mette assieme i dati, li correla a un soggetto, seguendo le capacità finanziarie del soggetto, prognosticamente ci dice: quel soggetto ha comprato un'azienda ma non aveva i soldi, come ha fatto? E io sono in grado di lanciare degli warning ai miei collaboratori, i quali vanno sul campo e vanno a vedere che cosa è successo. Condivisione dei dati, si pensi solo che per quanto riguarda il PNRR avremo circa 25 miliardi di risorse che caleranno sul territorio, sarà bene capire che vadano nelle mani giuste e non in quelle sbagliate. Ogni ente ha la sua autonomia gestionale, però è vero che la condivisione dei dati è strategica e a noi fa tesoro pensare di avere al nostro fianco la Guardia di Finanza, perché la responsabilità che ci sentiamo nell'erogare e nel decidere su 25 miliardi la vorremmo un po', come si può dire, tutelata anche da dei professionisti che sono loro.